Filippo Raciti, allenatore dell'Athletic, quanto è importante e quanto è pesante averla rimontata e soprattutto averla rimontata nel recupero? Ma diciamo che più per il risultato sono felice per la prestazione e per la condotta della squadra dopo lo svantaggio. Comunque veniamo, dobbiamo dire, è giusto dirlo, in un campo difficile dove magari spostare il pallone e giocare non è facile per le condizioni sia ambientali che per le condizioni del campo, quindi c'erano tantissime difficoltà oggi, poi ovviamente abbiamo giocato contro un buonissimo avversario, organizzato, un avversario dove è partito forte nei primi 10-15 minuti, ma questo era normale in un campo del genere. Quando la prima ce l'hai in casa in Coppa, la maggior parte è sempre così delle partite, quindi siamo stati bravi, ti ripeto, la reazione e il carattere che ha dimostrato la squadra, perché non si è scomposta, dove abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire, quando dovevamo attaccare abbiamo saputo attaccare andando a creare parecchie occasioni gol e credo che alla fine il risultato sia giusto. Ecco, la svolta, come hai detto tu, è avvenuta nel secondo tempo, la squadra ha alzato un po' il baricentro, forse anche qualche messaggino arrivato durante l'intervallo da parte tua in No, ma spogliatoio. credo che anche la seconda frazione del primo tempo, al 25esimo minuto, gli ultimi 20 minuti, credo che abbiamo creato, abbiamo giocato, abbiamo fatto quello che sappiamo fare nel miglior modo possibile, quindi non è solo il secondo tempo, poi il secondo tempo è stato una buona causa del gioco espresso nella seconda parte del primo tempo, quindi abbiamo continuato su quella strada, siamo riusciti a pareggiarla e quando poi la pareggi, sei una squadra forte mentalmente, poi riesci a prendersi la partita in mano e a cercare di andarla a vincere e credo che ci siamo riusciti bene. Non ci si ferma perché domenica a Carini arriva l'Oratorio Marineo, squadra che lotta per la salvezza. Che partita ti aspetti? Come tutte, come quelle di oggi e come quelle che abbiamo fatto in precedenza. Il campionato è difficile, lo sappiamo, ogni partita non è mai scontata, sia la squadra forte, se magari non è la squadra forte, il campionato d'eccellenza è un campionato, è un'incognita. Ogni gara è un'incognita, devi essere bravo a capire la partita, devi essere bravo a entrare nella partita e devi essere bravo a gestire tanti momenti della partita come credo benissimo abbiamo fatto oggi noi.